AIS Veneto, allo stand della Regione Veneto, ci racconta un progetto di inclusione con la fattoria Casa di Anna. Siamo con Giampaolo Breda, presidente AIS del Veneto, che ci racconta questo progetto Adotta una vigna. Bene, Adotta una vigna è un progetto fortemente voluto da AIS Veneto e dall'azienda sociale Casa di Anna. In che cosa consiste? C'è la possibilità da parte dei soci di AIS Veneto di adottare una vigna, quindi fare un versamento, dare un contributo per poter essere parte di un progetto solidale bellissimo che nasce in questi giorni, perché si parla di barbatelle, quindi per i primi 2 o 3 anni questa vigna non sarà produttiva, ma dal terzo anno potranno ricevere del vino, un Muscaris, un paio di Magnum che andranno così a compensare quello che è lo sforzo da parte del socio stesso. Casa di Anna è un'azienda appunto sociale dove lavorano persone fragili, quindi l'idea da parte di AIS Veneto di dare un contributo e far sentire il socio quel senso proprio di appartenenza ci sembrava una cosa molto molto bella. L'associazione è anche questo. E adesso la delegata della provincia di Venezia. E quindi noi andremo veramente all'interno di questo luogo, tra l'altro una parte verde all'interno di un contesto assolutamente urbano, dove andremo a prenderci cura di queste vigne e quindi seguiremo tutti i momenti del ciclo vegetativo della vigna, dal momento in cui sarà appunto piantumata, e per fare una sorta di palestra per i nostri soci che possano veramente venire a contatto con ciò che hanno letto fino a poco prima nei libri. E per concludere poi con questo bellissimo appuntamento che potrà essere ad esempio la festa della vendemmia, dove ognuno di noi si toglierà finalmente la divisa e potrà raccogliere i grappoli e poi partecipare a questo momento particolare. Tra l'altro proprio accanto alla vigna c'è un orto botanico bellissimo dove ci sono tantissime erbe aromatiche che diventeranno veramente sperimentazione olfattiva per i soci che ne vorranno trarre beneficio. Siamo con Piero Pellegrini, presidente Casa di Anna. Ci vuole raccontare questa associazione? Sì, puntualizzo che più che un'associazione è un'azienda privata, ma soprattutto una fattoria sociale. La fattoria sociale è un'azienda agricola che ha come mission quella di includere, cioè di offrire attraverso il lavoro la possibilità a persone in disagio di essere utili e di sentirsi utili e di essere gratificate dal lavoro. Ecco, noi siamo alle porte di Mestre, diciamo nel comune di Venezia, facciamo un'orticoltura biologica, rigorosamente biologica, e siamo un'isola ecosostenibile, quindi tutto ciò che facciamo è nel rispetto di madre natura, dal recupero dello scarto vegetale e animale, poi con cui facciamo il compost, l'acqua che diamo alle piante è acqua potabile, siamo autosufficienti dal punto di vista energetico e la cosa finale, tutte le acque reflue che vengono espulse poi vengono ripulite da un cannetto e facciamo la fitodepurazione. Includiamo circa 30 persone ogni giorno a lavorare nei nostri orti, nei nostri campi e da ultimo in questo mese di aprile, va bene, abbiamo messo a dimora, stiamo mettendo a dimora un vigneto che è stato adottato da AIS Veneto e da tutti i sommelier del Veneto.